Ci siamo, eccoci qua. Allora, viaggiamo in perfetto orario. Devo dire che, guarda, testimoni loro, sono arrivati in questo momento, il tempo di mettere la giacca e siamo subito in onda, perché mi chiamano dalla regia, ci siamo, vabbè. Allora, buonasera, benvenuti, entrate in collegamento diretto con Tele Europa Network, dopo il TG, naturalmente ci siamo noi, il lunedì è del calcio, quindi dedicato al calcio, con Al Lupo, 28 anni insieme, quindi siamo entrati nel 28esimo anno di attività con Al Lupo, ogni lunedì, sempre rigorosamente in diretta. Allora, insieme a me questa sera ci sono due big, insomma, vabbè, c'è due big, uno va a capire. Guardate, io ho avuto anche, vabbè, c'è Erika che si alterna qui, la saluto Erika, abbiamo avuto Vincenza, ospite qui in trasmissione, Vincenza Gallo, Erika Guido, insomma, però questa sera ho deciso di dare voce e microfono, diciamo, al sesso maschile, perché poi del resto il calcio è maschile, però sono due, diciamo, che si contende Maria De Filippi, praticamente lui è l'avvocato Carmelo Ambrogio, che poi fa anche con le Miss, no? Quindi è agente di Miss Italia in Calabria. Allora, ciao Carmelo, grande tifoso del Cosenza. Grande tifoso del Cosenza, grazie per l'invito e buonasera alle persone che ci seguono. Come faccio a fare un po' di ascolto in più, a beccare e portare le ragazze in TV? Allora ho pensato a loro, perché poi naturalmente sai, uno gira canali, su calcio ha rotto le scatole, questo, quella, e allora ci metti due bei ragazzi. Allora l'altro lo conoscete, quando è libero viene, ci onora della sua presenza, ex calciatore del Cosenza, allenatore del Seattle, ho detto giusto? Franco Florio, no? Monte, qual è il Seattle? Miami Beach, Beach. Allora. Miami United, ma sono stato anche a Seattle. Sì, buonasera a tutti. Ma mi ricordi di Seattle? Sono stato 3 anni a Seattle pure, sì. Ciao Franco, buonasera anche a te, benvenuto. Allora, come stai Franco? Bene, bene, ho presentato all'altezza, o no? Benissimo, insomma. Sembri, guarda, come Maria De Filippi, guarda. Vabbè. Devo dire che siamo fortunati, abbiamo Carmelo stasera, quindi siamo fortunati. Io posso parlare di calcio e con Carmelo e lui parla di Miss. Di Miss e no, tutto il resto. Io sono competente con le messe andateci, voglio queste messe andateci esatto, perché no. Queste messe già De Luca, là, come si chiama il prete di Paolo? Datemi il nome del, non lo so, Don Pietro De Luca, di Paola, già, capito, questa messa è andato fuori, vabbè, noi parliamo di calcio, di Miss ne parliamo pure. Come volete, noi possiamo parlare di più cose, quindi sono a vostra allora, disposizione. Guarda, ti chiedo velocemente una domanda da €1.000.000. Come è andato questo, come l'hai visto? Tremolata, come l'hai visto questo? Visto molto bene, ho visto una buona squadra che non molla, era partita nonostante dopo 20 minuti fosse già sotto per 2-0, ma una squadra che non molla, era un risultato ingiusto. Poi l'allenatore ha azzeccato i cambi, abbiamo visto questo nuovo acquisto Tremolada, secondo me tecnicamente di categoria superiore. È chiaro che probabilmente in questo momento non è al top di condizione, ne parlavamo prima, ma io penso che possa veramente far bene e si spera perché poi l'appetito viene mangiando, Fabio. Certo. Visto che la base c'è, si spera di poter concretizzare su questa punta, per vedere poi, insomma, secondo me, sbocciare definitivamente questa squadra. Sai una cosa, c'è il tuo papà che a me mi segue, ogni tanto mi seguiva, non so se, poi ci faccio una carambata, vediamo se mi risponde, forse già è lì. Michele? Caro Fabio, buonasera, io sono sempre un fan tuo e un grande tifoso del Cosenza Calcio. Ma quindi già eri già su Tele Europa, già questa cosa? Sono da pochi minuti rientrato apposta dal comune perché sapevo che c'era la tua guarda perché i rapporti, l'amicizia si vedono in questo contesto, caro Fabio. Però guarda Michele, tuo figlio proprio una pigliata, cioè, tu in politica, ma lui proprio niente, questa politica proprio si è data le Miss, insomma. No, lui però si guarda la mano. Senti Michele, sai che mi ricordo, perché io con Al Lupo ho iniziato 28 anni fa, e mi ricordo del grande presidente, il presidentissimo della provincia di Cosenza, Don Antonio Acri, eri tu in quella giù, e mi ricordo che è stato il primo, se non mi sbaglio, non so se l'avevi suggerito anche tu questa cosa, perché mi ricordo bene della sponsorizzazione della provincia di Cosenza sulle maglie, che poi sono arrivate altre province d'Italia. Fabio, mi hai dato, come si dice in un assist. mi hai dato un bell'assist. Ti ringrazio perché questo ti fa onore, perché hai anche la mente mi ricordo molto profonda.
Antonio Acri, grande presidente della provincia. Io sono quello che sono stato a spingere il presidente Antonio Acri, grande tifoso come me del Cosenza Calcio, che seguivamo in tutte le trasferte, lo ricordo bene. nei momenti del presidente Pagliuso. Sì. E fummo una delle prime province a portare lo sponsor provincia di Cosenza in tutta Italia. Me lo ricordo bene, è stato anche in Quindi- trasmissione il grande presidente Antonio Acri, chi se lo dimentica, grande persona per bene, unica direi, quindi Una persona a me molto cara, è una persona che dobbiamo sempre Ricordare. ricordare con affetto, perché era un politico ma era una persona, una di noi, caro Fabio. vabbè, hai fatto sta carrambata come diceva Raffaella, no? Oggi, visto che c'è tuo figlio qua, ti fammo chiamare per vediamo che lui è sindaco a Bustarsizio, Michele, voi non lo sapete, ma è sindaco lì, da quanti anni sei a Busto? Io ci sono leghista, io invece sono nel mezzogiorno d'Italia dove c'è centro-sinistra, Fabio. Lo so. Va bene, Michele, seguici allora, qua. Io ti faccio un grande in bocca al lupo per la tua trasmissione, Grazie. che la seguo veramente con Grazie. e un appello al presidente Guarascio di prendere 2 o 3 elementi, perché questa squadra ne ha bisogno, perché se dietro a Sofia De Cani in diretto noi non dobbiamo retrocedere nel modo più assoluto. Cosa hai detto in dialetto? Come hai detto? Ripeti di nuovo? Sofia M27 dicevano. Vabbè. Quindi dobbiamo noi portare avanti sempre i colori rosso-blu. Forza Lupi! Grazie, un abbraccio Michele. lavoro, Fabio, Ciao, grazie. grazie. Hai visto che bella carrambata? Ma da quando ti vedete tuo padre? Non vi vedete quasi mai? No, ci sentiamo sempre, ci vediamo non Ogni tanto, specialmente in questo periodo, però lui è, tu lo ricorderai, è stato sempre Sì, grande tifoso. un tifoso attivo e da qualche anno lo è di meno, ma diciamo lo segue, non lo segue magari dallo stadio come prima, ma è sempre presente, cioè il cuore è sempre rosso-blu. Franco, ti ho interrotto, stavi dicendo, Franco, scusami, della squadra. Ma stavamo parlando della partita col Monza, grandissima partita, la squadra ha fatto vedere un grande carattere come in tante altre partite. Purtroppo manchiamo sempre nella fase conclusiva, speriamo che questo mercato ci porti una punta che possa risolvere alcuni problemi della squadra. E purtroppo devo dire che meritavamo di vincere la partita contro il Monza, perché abbiamo avuto una grandissima occasione con Sciaudone proprio allo scadere, e Sciaudone che ha fatto una partita incredibile, era da tutte le parti, quindi purtroppo non si è vinta la partita, però dobbiamo continuare così perché abbiamo dimostrato veramente un grande carattere. Da qui a poco avremo in diretta Albertino Urban, poi abbiamo anche Kevin Marulla, abbiamo Antonio Clausi, ci darà le ultime sul calciomercato, come anche la Serie C, ne seguiamo con Antonio Battaglia da Isca sullo Ionio. Se ricordate, questo è dopo Soveratoli, poi ritornate con queste misse, insomma. Esatto. Allora, però Franco, siamo stati fortunati, insomma, ci eravamo come Paletta, un fussi male, cos'è? Sì, che poi ma Paletta è disallucido questo giocatore, no? Non è che è parente di Damiano, Damiano se mi segui chiama, anzi c'è la possibilità per voi di intervenire 0984 25 525, perché noi siamo in diretta, quindi chiamate se volete esprimere il vostro pensiero sul Cosenza Calcio, lo potete fare, nel frattempo ci sono anche i messaggi che arrivano, però ha fatto un bel gol Paletta, nella sua porta. C'è da dire che abbiamo giocato contro una squadra che aveva la migliore difesa del campionato, quindi non era facile rimontare una partita in cui vai sotto di 2 gol. Sì. Quindi abbiamo dimostrato un carattere eccezionale. Poi è chiaro dovremmo combattere partita dopo partita perché il campionato è veramente difficile, ma contro il Monza sembrava che noi fossimo quelli diciamo in testa alla classifica e loro fossero quelli sotto, perché abbiamo fatto una partita superiore a livello di gioco rispetto a loro. Poi è chiaro, andare in svantaggio di 2 gol in trasferta e rimontare è sinonimo del fatto che c'è una squadra in cui tutti quanti hanno grandissimo carattere, tutti remano nella stessa direzione, c'è da dare del merito sicuramente all'allenatore che ha fatto un grande lavoro sul gruppo.
Allora, certo, è ovvio, l'allenatore non si discute perché Roberto sta facendo bene, del resto l'ha dimostrato lo scorso anno. È ovvio che quando io ho detto più volte che questa squadra ha bisogno di giocatori di categoria, e questo è uno, Tremolata è uno dei giocatori di categoria che io dicevo perché è un centrocampista, però adesso c'è bisogno dell'attaccante, secondo me un esterno, un centrale, insomma c'è bisogno ancora, e penso che il presidente Carmelo lo sta a guardare, anche perché qui mantenere la Serie B è importantissimo. Io ne sono certo, perdere la categoria sarebbe veramente un delitto. Noto che c'è Noto il presidente del Catanzaro, che ha fatto Noto? No, non parlo del Catanzaro, no, io non parlo delle categorie basse, non ne parli, ho capito. Non le conosco soprattutto. Vabbè, quindi notavo, cioè, questo lo dicevo prima pure a Franco, che si è livellato il campionato, cioè a parte quelle 6-7 squadre che sono di categoria superiore, quindi che si giocheranno la Serie A, per il resto ci sono squadre dall'ultima in classifica fino a quasi... Sì, la classifica è corta. Perché è corta, ma poi ci sono squadre che voglio dire possono perdere e vincere dappertutto, ci sono squadre forti, ci sono squadre equipaggiate, vedi ieri la Cremonese ha vinto a Pescara, quindi 5 pappine dell'Empoli alla Salernitana. Dell'Empoli, sì, però diciamo che già Empoli, forse Salernitana sono squadre un po' più attrezzate. 5 gol sono pesanti, Sì, non dirlo a me che io, sai, sono tifoso anche della Fiorentina, ne abbiamo preso 6 a Napoli. Perché non fa niente, non ne parliamo, quindi stendiamo un velo sei pietoso. tifoso della Fiorentina? C'è anche uno tifoso della Fiorentina? Sono... Alberto! Lo vedo in bassa tifosissimo. frequenza, hai capito? C'è un tifoso della Fiorentina, non è possibile. Tu trovi in Calabria? Ci vuole personalità anche in questo, sono come le mosche no, c'era pure, ti ricordi, Totonno Chiappetta, che era Totonno, della sì, Fiorentina. Totonno Chiappetta. Sì. Alberto, come stai innanzitutto? Buonasera e benvenuto in diretta, Alberto Urban. Tutto bene Fabio, un abbraccio a te e a te durante Franco, con grande piacere sempre. Buonasera Alberto, un saluto. Due allenatori fermi, allora c'è anche una telefonata, facciamo prima una telefonata e poi rientriamo diciamo con l'analisi di Alberto. Pronto? Chi abbiamo in linea? Pronto? Buonasera Fabio, ciao, sono Luigi. Luigi, da dove chiami Luigi? Da Cetraro. Cetraro, siamo sulla costa tirrenica cosentina, quindi andiamo, anche perché questo Cosenza, dobbiamo dirlo Luigi, ha tifosi sia in montagna che al mare, dappertutto in tutta Italia, da Montreal, dagli Stati Uniti che ci seguono con grande affetto, ci sono tanti, Lello, un saluto a Lello che ci segue da New York. Allora, cosa vuoi dire Luigi? Benvenuto in diretta. Innanzitutto Fabio, se mi permetti, vorrei salutare gli ospiti studio e soprattutto al mister ex giocatore, diciamo anche rossoblu, che tra l'altro ha fatto una disamina tecnica perfetta da allenatore, perché ha fatto delle considerazioni che magari poi le ribadisco, ma le penso anch'io. Poi volevo, visto che è la mia prima telefonata quest'anno con te, diciamo darti veramente i complimenti per una trasmissione che da 28 anni si sa sempre rinnovare ed è sempre sa affrontare, diciamo, il calcio in maniera giocosa, perché il calcio dovrebbe essere un gioco in primis, poi sicuramente però mi hai fatto ricordare, adesso ho capito chi sei, Luigi da Cetraro, perché allora Luigi, dovete sapere, è stato uno dei primi radioascoltatori, perché io ho lanciato negli anni belli, anzi della Serie B, diretta stadio su Radio Sound, giusto Luigi? E tu mi chiamavi spesso perché poi avevo lanciato questo format simpatico, perché davo la possibilità a tutti i tifosi all'uscita dallo stadio di chiamare in diretta, quindi, assolutamente. Quindi mi ricordo bene di te e di tanti amici che ci seguono da tutta la provincia. Sono stato anche a volte tuo ospite e quindi sì, adesso mi ricordo Luigi, non ti avevo focalizzato, adesso ho capito. No, figurati, tranquillo, ho la voce anche un po' rauca perché qua la temperatura si è abbassata, c'è il vento al mare e quindi un po' così. È vento di mare, questo è il vento di mare, deve stare attento. Esatto. Allora, che vuoi dire alla società, cosa vuoi dire? Vabbè, Occhiuzzi poi dice Cetraro, quindi praticamente... guarda, con Occhiuzzi siamo, lo vedo da quando giocava, diciamo, nelle giovanili del Cetraro, ti parlo quando aveva 10 anni con Santino Montello, poi sì. Chiaramente siamo molti amici, ma indipendentemente da questo mi fa piacere che il mister e anche l'altro ospite hanno apprezzato la qualità del gioco del Cosenza, che in ogni caso a parer mio c'è sempre stata, cioè il Cosenza ha un gioco, ma come giustamente credo pensi anche l'allenatore,
tu puoi dare il miglior gioco del mondo ad una squadra, però poi la differenza la fanno gli artefici, cioè il Cosenza, Fabio, ha creato 215 azioni da gol, e non lo dico io, sono statistiche, però se fai 14 gol con 214 occasioni da gol, è chiaro che qualsiasi allenatore può produrre il gioco, ma la finalizzazione la dovrebbero fare altri, Certo, per cui ecco, già abbiamo visto che con un giocatore appena arrivato, quindi che si deve integrare, che sicuramente non ha il passo della partita, però ha grande qualità, perché io Tremolada me lo ricordo benissimo, l'ho visto più volte e mi ricordo che fu l'artefice, diciamo, dei lanci che 2 anni fa il Cosenza vinceva 2-0 e perdemmo 3-2, quindi le qualità di Tremolada non si discutono. Però a proposito di società, Fabio, cioè ecco, dei giocatori come questi, cioè di Serie B, anche di categorie superiori a parer mio, però ringraziamo che ora gioca con noi, e io già da tifoso so che è un giocatore che sarà sicuramente di passaggio, perché tu non, voglio dire, hai fatto un prestito di 6 mesi, cioè con quale basi si può mai costruire una prospettiva futura? Io lancio un po' questo, perché se tu hai un progetto, Fabio, che diciamo fai un triennale al mister, gli devi dare anche i mezzi per sviluppare le sue idee, perché purtroppo voglio dire, noi abbiamo sempre il solito problema, caro Fabio, e tu lo sai, tipo noi domenica ci troviamo a giocare praticamente con un centrocampo da inventare, probabilmente giocherà a corso o quant'altro, quindi diciamo delle lacune anche a numeri ci sono, oltre che delle lacune evidenti a livello, diciamo, di attacco, perché io diciamo, ho visto sbagliare dei gol clamorosi, per l'amore di Dio non voglio mettere la croce ai giocatori, ma evidentemente forse diciamo non sono adatti per questo campionato, perché la Serie B è un campionato comunque, veramente giro la tua domanda, scusami Luigi, giro la tua domanda, io ti ringrazio per la telefonata ad Alberto, così ci risponde anche Alberto, visto che lo segue questo Cosenza, ci potrà dire cosa ne pensa su questa programmazione che dicevi tu, anche per lui ha allenato, anche Franco, quindi hai fatto una domanda più che giusta e onesta. Allora, un abbraccio Luigi, chiama quando vuoi, siamo sempre qua, ogni lunedì. Buona Grazie. serata a tutti voi, Grazie. arrivederci. Alberto, che vogliamo dire su questa, diciamo, disamina che ha fatto il tifoso da Cetraro? Ma ha fatto una bella disamina, non concordo su una cosa, perché ha detto la squadra costruisce tanto e poi purtroppo non è l'allenatore che la può buttare dentro, però se si costruisce ci sono anche, voglio dire, la qualità dei calciatori per poter fare questo, con le idee sicuramente del mister. L'unica cosa che contesto su quello che ha detto, altrimenti diciamo è bravo solo l'allenatore ti porta lì davanti all'area di rigore e poi sbagliano i giocatori. Questo non sono d'accordo, perché la palla comunque sono anche sempre i giocatori che la portano lì davanti, no? Certo, con certo. la qualità, con le idee dell'allenatore, che ne ha veramente tante. Certo. Niente, io volevo intanto un punto importante, che fa classifica contro una squadra costruita per vincere il campionato, questo si sa. Abbiamo fatto un primo tempo sottotono e credo anche per merito comunque dei Brianzoli, e io credo che poi l'autogol di Paletta ci ha galvanizzato nella ripresa, e loro comunque questo gol ha avuto un contraccolpo per il Monza. Sicuramente questo Franco lo può confermare. Si sa che quando finisce il primo tempo, che o fai il gol tu o lo subisci, ci sono due effetti esattamente il contrario, che purtroppo te lo porti in campo nel secondo tempo. Questo non toglie sicuramente merito al Cosenza, perché ha fatto un bel secondo tempo, ha creato qualcosa di importante, ha subito pochissimo, siamo riusciti poi a fare il 2-2 su un errore sempre del Monza, però un errore che poi è stato molto bravo il nostro Tremolada, perché ha stoppato la palla, se l'è portata avanti sul mancino e sempre da 16 metri ha dovuto calciarla bene sul secondo palo per poter fare il 2-2. Voglio dire, è stato un errore difensivo, ma molto bravo lui a concludere l'azione, non è che gli ha dato una palla a 2 metri dalla porta. Infatti. E poi abbiamo avuto anche l'occasione finale lì al 90°, che con un po' di fortuna portavi una vittoria a casa, che era importante perché abbiamo mosso solo un po' la classifica, perché la classifica comunque non è che sia tanto bella, però era importante ritornare da Monza con un punto,
iniziare di nuovo a correre e a giocare bene come occhio si vuole, e in parte siamo riusciti a fare contro una grande squadra. Franco, che dice quello della disamina di Alberto? Dice bene. Sì, perfetta. Chiaramente l'autogol di Paletta psicologicamente ha sbloccato anche i nostri giocatori ed è stato sicuramente qualcosa che ti fa rientrare in campo nel secondo tempo più con la voglia di recuperare e di pareggiare la partita. E poi, come ha detto Alberto, abbiamo avuto, e come si è parlato precedentemente, abbiamo avuto pure l'occasione per vincere la partita, per vincerla addirittura, e probabilmente avremmo pure meritato. Sì. Quindi Allora, mentre sta giocando la Spal Reggiana è 0-0, c'è la rete anche di Ibrahimovic a Cagliari 1-0 del Milan su calcio di rigore, e c'è anche un'altra telefonata. Sentiamo chi abbiamo, poi più tardi, da qui a poco andiamo in pubblicità. Pronto? Pronto, buonasera, sono Franco da Cosenza. Prego Franco, buonasera. Puoi alzare un po' la voce in più, avvicinati al telefonino. Sì, subito. Volevo fare una domanda al grande Alberto e a Franco Lo Florio. Volevo dire, com'è possibile una squadra che ha un rendimento fuori casa da playoff, mentre in casa, diciamo, per i quartieri bassissimi, cioè non ha mai vinto? Ma dipende perché noi quando giochiamo fuori abbiamo le ripartenze, mentre in casa le squadre ci aspettano, oppure dipende, diciamo, sono i giocatori, cos'è? E poi un'altra cosa. Quando noi abbiamo giocato con la pandemia, stadi chiusi, com'è possibile, diciamo, che cosa scatta in un giocatore, cioè giocare senza pubblico? Cioè un giocatore scarso che è forte tecnicamente, oppure è tutta questione di carattere? Vi ringrazio e buonasera. Grazie per la domanda. Allora, se rispondiamo veloce ce la facciamo per dopo, così. Allora Alberto, rispondi tu, così poi ti lascio, visto che prego. Avevamo già parlato, Fabio, di questo fatto che fuori casa avevamo già fatto 10 punti, perché noi comunque siamo una squadra che siamo bravi nelle ripartenze, ma non nelle ripartenze nei contropiedi, siamo molto bravi a ripartire quando rubiamo palla, e fuori casa trovi sempre un attimino le squadre che sono un po' più propense ad attaccare, dunque le trovi sempre un attimino. Aspetta Alberto, va, tanto se deve stare a casa non puoi uscire, su Covid c'è il coprifuoco, quindi resta un attimo perché mi chiedono dalla regia centrale la linea per la pubblicità, se no poi sforiamo, andiamo oltre, quindi così rispondiamo anche al telespettatore con tranquillità. Allora, alla linea a Giuseppe, la regia centrale per la messa in onda della pubblicità, ritorniamo subito dopo, sempre qui in diretta con Allupa Lupa, fra poco. Ed eccoci ritornati 21:30 in questo preciso istante, viaggiamo in perfetto orario, ho visto l'alta velocità che si ferma a Salerno, ma noi continuiamo, che battute, subito tu trovi sempre il momento giusto per dire l'alta velocità, è vero, l'alta velocità si è fermata a Salerno, lui è lì a Cava, ma c'è Eboli, Cristo è fermato a Eboli, ma... Come va Alberto? Ci sei ancora? Sì, ti vedo, sì, eccolo. Sempre. Io scherzo, ogni tanto dico le cose, capite? Ma chi vuol capire capisca, perché poi dopo alla fine è così, è vero, abbiamo la seconda corsia dell'autostrada, siamo ricchi, forse ancora ce la dà, invece a Milano stanno realizzando la sesta, insomma, viaggiamo in perfetto orario, 21:31. Allora, Alberto, vogliamo rispondere al telespettatore di prima? Stavi dicendo, scusami ti ho interrotto, prego. Vabbè, la prima cosa, noi purtroppo siamo una squadra che ha certe caratteristiche, fuori casa troviamo degli spazi e riusciamo veramente a creare delle situazioni migliori. In casa purtroppo con le squadre che si chiudono a noi poi manca, secondo me, anche delle volte in certe partite un ariete lì in mezzo dove puoi prendere e buttare questa palla in mezzo per tentare magari con l'altezza di creare delle situazioni importanti, e questo può essere, diciamo, una causa, perché in casa abbiamo fatto credo 5 punti in 9 partite, sono pochi, e questo, diciamo, credo sia questo, diciamo, il problema. E certo. Poi il fatto della pandemia, giocare senza tifosi non è mai bello, però comunque questo è il momento, dobbiamo sapere che dobbiamo arrivare a fine campionato, e comunque
le partite, io so che quando si fanno anche le partite dei ragazzi che giocano senza tifosi, quando c'è la voglia di correre, la voglia di far fatica, si corre ugualmente, non si pensa a niente, dunque voglio dire, si possono trovare le motivazioni anche senza gente. Poi comunque ci sono le televisioni, si sa che ci sono i nostri tifosi che si vedono da casa, dunque a trovare, si trovano sempre queste situazioni importanti per poter fare una grande partita. Guarda, qua scrivono oggi: buonasera Fabio, perché Occhiuzzi non dice il motivo del cambio di Liozzi al primo tempo? Grazie, che ha cambiato visto che molto probabilmente forse Franco non andava, o no? Ma credo che sia di semplice lettura la cosa. Nel primo tempo sì, Liozzi non ha fatto una gran partita, il mister ha ritenuto opportuno sostituirlo, quindi non credo che ci sia un altro motivo, è molto semplice. Sì, è semplice. Meno male ci sono gli allenatori che guardano le partite, no? Li leggono pure, o no Carmelo, che dici? Sì, ma poi tu sei ex calciatore è pure. chiaro, sì. Calciatore o calciatore? No, calciatore. Calciatore all'occorrenza. Di categorie basse ovviamente, non come loro, quindi come i due mister. È chiaro che Fabio, poi ci stanno, è anche bello questo, no? Poi c'è le chiacchiere da bar, ci sentiamo tutti certo. Allenatori, quindi poi si può dire tutto il contrario di tutto. Io ritengo che Occhiuzzi se lo sia meritato sul campo, insomma, il discorso, cioè la stima che ma Tremolata, questo è un predestinato. Ecco, questo che ti dicevo prima pure. Pensano poco, ha detto che Occhiuzzi lui è un predestinato come e voi pensate che questo qua non l'aveva visto nessuno, cioè, vedi che fortuna che ha avuto. Ecco che tu dici, certo, io ho avuto qua il presidente Guarash, era ospite qui quando è stato il lockdown, che poi Pillon che se ne è chiuso, ringraziamo meno male che se n'è andato Pillon e dice allora che pigliamo. Molti erano scettici sul discorso di Occhiuzzi, io qui ho detto l'unico che conosce i giocatori e può veramente, io l'ho detto, diciamo le registrazioni, perché ho detto che conosce i giocatori, conosce poi i ragazzi. Poi ripeto, ancora deve dimostrarlo sul campo, andiamoci con i piedi di piombo, anche lui lo sa, quindi deve lavorare perché arrivare non è facile. Quindi, è una buona base ce l'ha, ripeto, lui se lo sta guadagnando sul campo Fabio, dopo una salvezza miracolosa. Però capito, è meglio stare con i piedi per terra, è vero Alberto, che dici? Sì, Roberto ha fatto una cosa bellissima. Ha preso una squadra che praticamente nessuno ci credeva più, lui ha parlato anche col cuore con i giocatori, è riuscito a creare quell'ambiente di amicizia assieme a loro e hanno trovato tutte le situazioni per poter arrivare a questo risultato veramente storico. Adesso le cose cambiano anche per lui e deve dimostrare, sta dimostrando comunque quest'anno perché la squadra sta giocando molto bene, anche se noi vogliamo i punti, perché sentivo anche che si lamentava un po' con i giornalisti, no? Che lo stanno un po' criticando, però io vorrei che si mettesse anche lui dalla parte dei tifosi e vede la classifica così, è normale che si lamenta, no? Certo, però giustamente lui porta avanti, dice col grande gioco si gioca bene ed è vero, giocando sempre bene arrivano i risultati, però io ogni tanto vorrei anche fare una partita fatta male e portare 3 punti a casa. Bravo, infatti è quello che diciamo un po' tutti, poi le critiche ci stanno, è ovvio che se uno critica non è che vuole il male del Cosenza, uno dice le cose che pensa, se no altrimenti, ma se no è inutile che facciamo le trasmissioni, no, chiamano quei tifosi, uno dice quello che vuole, esprimono i messaggi o meno, è ovvio che... Nessuno mette in discussione Fabio il gioco che sta facendo, che veramente sta divertendo, come poche volte abbiamo visto il Cosenza negli anni addietro, però la classifica delle volte il tifoso dice ma sì, una volta Roberto facci giocare male diciamo la partita, no? Infatti. No, perché si vede la classifica a fine campionato, no? Noi ci siamo salvati facendo i punti l'anno scorso, anche se la prestazione non era sempre buona. Certo, sì, ma è così. Allora c'è un'altra telefonata. Alberto, vabbè, se un attimo restate insieme a noi, dopo la telefonata ti lasciamo. Pronto? Chi sei? Prego. Ciao Fabio, sono Giuseppe da Catanzaro, buonasera, buonasera ai tuoi ospiti. Giuseppe è un ascoltatore, proprio mi segui sempre, anche tu, mi fa piacere Giuseppe. Un saluto va, ti rubo 30 secondi. Un saluto va a Urban, me lo ricordo con i capelli ricci e lunghi, grande Urban. Passati una mano nei capelli. Mi ricordo il derby con Catanzaro, per questo te lo dico, aveva i capelli lunghissimi, ricci, grande.
mi ricordo il 3-1 con Massimo Palanca, di anni belli. Questo ce lo ricordiamo anche noi, questo, Guarda, lo fai emozionare, ma si sta emozionando non per i gol, per i gol, ma si sta emozionando per i capelli, perché dice Mizzi, non i capelli, credo si è guardato molto questo obiettivo lì allo specchio, si guarda e dice sui capelli, però che bella cosa, che ricordi anche i tifosi di Catanzaro, di Reggio, un po' di tutta Italia, insomma, ti ricordano. Ma perché chi ama il calcio lo segue appassionatamente, senza fare poi, giustamente, ognuno di noi tifa per la propria squadra, certo. Però il calcio è bello perché naturalmente può dare la possibilità di vedere le varie squadre. Io volevo giusto fare i complimenti al Cosenza perché ho visto la partita col Monza, bellissima partita, complimenti ad Occhiuzzi, ha giocato benissimo, anzi poteva anche meritare qualcosa in più, te lo dico da tifoso giallorosso, anche perché noi in questo momento stiamo avendo qualche problemino, però chi ama il calcio e vede oggi giocare il Cosenza, come dicevano i tuoi diciamo invitati, sì. E vedere una squadra che naturalmente non demerita mai dall'inizio del campionato. Io l'ho seguita, anche perché torno a ripetere, come ti dicevo al di fuori che sia di parte, però a me piace il calcio e quando una squadra gioca bene, te l'ho già detto nelle puntate precedenti, certo. È una cosa bella e fare i complimenti. Poi al di fuori della diatriba calcistica Cosenza Catanzaro, però quello lo lasciamo ai ragazzi, noi ormai qualche anno in più ce l'abbiamo, certo, lo può insegnare Urban, che praticamente ha calcato tanti campi e naturalmente ha visto, diciamo, io lo dicevo l'altra volta, è una cosa bella vedere un giocatore come Urban che ha attaccato ai colori rosso-blu, perché vuol dire che ma Palanca interviene alla trasmissione che a Catanzaro, c'è qualcuno allora, che la trasmissione? Ti posso dire una cosa, l'altra sera c'è stata una trasmissione su RTC, sì. Radio Tele Calabria, sì. dove ha partecipato, è Palanca. stato invitato dal dottor, praticamente c'era Gagliardi, ma c'era Palanca, Fontana, c'era Palanca, sì, Palanca. C'era proprio Palanca, ed era un po' amareggiato, perché una squadra come il Catanzaro non l'ha tenuto in considerazione, e questo per me, una bandiera come il Catanzaro doveva essere tenuta in considerazione. Mannaggia, Catanzaro Palanca per Catanzaro è stato uno dei più grandi giocatori che ha calcato lo sappiamo, ricordiamo bene Massimo Palanca. Va bene, più tardi ci sono le notizie per voi, calciomercato con Antonio Battaglia. Speriamo bene, Fabio, non stiamo andando bene. Noi ieri abbiamo pareggiato con un autogol, se no potevamo anche perdere, non abbiamo giocato bene. Speriamo un bocca al lupo per il Cosenza, per il proseguo del campionato, un complimento ad Occhiuzzi e ai tuoi invitati. Una buona serata di nuovo. Sì, ciao Fabio. Grazie. Ciao. Hai visto che belle cose, Alberto, ti ricordano in tutta la Calabria, o no? Franco, di la verità, belle cose. Alberto lo ricordano in tutta Italia, non in tutta la Calabria. Qua a Cosenza ha lasciato un segno incredibile, ma un giocatore come Alberto è inutile, che non devo essere io, veramente. Senti, invece Franco, chiedete a Florio se ci sono giocatori giovani in America, pensiamo in America, che potrebbero giocare in B a livello, diciamo qui a Cosenza. C'hai qualche... Si vede, posso tranquillamente dire che il livello negli Stati Uniti è cresciuto tantissimo. Il problema è che essendo extracomunitari, portare un giocatore americano nel campionato di Serie B non è così semplice. Facile, sì. Poi ci sono giocatori di livello negli Stati Uniti, ci sono squadre che stanno curando moltissimo i settori giovanili, a partire dai Seattle Sounders, adesso Miami sta facendo grossissimi investimenti, ci sono delle academy molto importanti, però portare un giocatore in Serie B di alto livello, i giocatori giovani di alto livello vanno in grandi squadre europee che possono permettersi di prendere questo tipo di giocatori. Mentre c'è la rete della SPAL, la SPAL è passata in vantaggio, pensate, niente poco di meno con il figlio di Aladino Valoti. Salutiamo. Allora, Valoti ha segnato per la SPAL pochi minuti fa, al 39esimo. Allora, Alberto, se vuoi salutare i tifosi del Cosenza, i tifosi calabresi, lo puoi fare. Prego, Alberto. Ma intanto e cosa vuoi dire? Di fare una buona partita sabato contro il Pordenone, che è una squadra importante. Sappiamo che ci manca l'intero centrocampo, vediamo un attimino cosa succede anche in settimana col mercato anche, no? Almeno questo diceva.
E niente, poi saluto veramente Franco, l'ospite, l'altro amico ospite che avete, un abbraccio per ciao, Fabio. mister. Ciao, Alberto. Sempre forza Lupi, Sempre. forza Lupi, e buona serata e alla prossima Fabio. Grazie Albertino, un abbraccio ad Alberto Urban. Da qui a poco sentiamo anche Klaus, perché c'erano le ultime notizie sul calciomercato, che dobbiamo capire un pochettino se c'è qualche movimento, il nostro Antonio Klaus. Allora, ritorniamo a Carmelo. Allora, che vogliamo dire? Poi fatti una domanda, diceva Marzullo, e datti una risposta. Che vuoi dire di questa cosa? Cosenza, ripeto, io ho visto quasi tutte le partite. Se proprio devo trovare un difetto, secondo me siamo stati sfortunati nelle due partite con Reggiana e Cremonese, dove noi non meritavamo di perdere, però lì aver fatto punti magari con queste due squadre ci avrebbe permesso di avere una posizione migliore in classifica, perché comunque magari le avremmo tenute sotto di noi, e quindi probabilmente, se proprio c'è da dire un qualcosa, io penso a quelle due partite lì. Per il resto io seguo il Cosenza e a me piace Però vedi, come è il messo problema in campo, è chiaro Sì. che poi non riusciamo, ecco, soffriamo perché non, come anche qualcuno che mi ha preceduto ha letto delle statistiche, quindi creiamo molto ma non riusciamo a concretizzare, quindi magari il problema può essere quello, e con l'innesto di un attaccante di categoria riusciremo poi magari a trovare una sintesi. Alberto l'ha detto la scorsa settimana che Occhiuzzi ormai, Franco, voi quando allenate già avete in mano la situazione, perché l'ha fatti giocare tutti, c'è stato il turnover un po' di tutti, quindi sa più o meno chi fa a suo caso e chi deve andare via. Però, ripeto, quanto è importante fare le squadre a maggio e giugno e partire con una preparazione con i giocatori, diciamo, importanti? Poi non è così difficile, perché voglio dire, benedetti Dio, no? Mo dico, ci dobbiamo arrampicare sugli specchi, perché devo andare a trovare i giocatori, mo che non lo so, che arriveranno o meno. Dà di mano buona Gesù Cristo, tra virgolette, perché dice, se pigli un giocatore che sì, è di qualità, poi magari non si ambiente, non ti dà quello che ti deve dare, e spendi pure i soldi. Perché non costruire le squadre, diciamo, in tempo debito? Tu dici, esci, vai, un allenatore parte da luglio, va in preparazione, va in ritiro con una squadra che poi su 4-5 giocatori, parliamoci chiaro, io quello voglio dire, quando hai preso un portiere buono, due centrali, due difensori buoni, un centrocampista di qualità, un attaccante buono e qualche alternativa, qualche giovane che hai, penso che puoi affrontare un campionato, no? Sì, diciamo che rispetto agli altri anni quest'anno sì, ma perché tu devi affannare, siccome ci siamo passati lo scorso anno, no, voglio dire, e ti sei salvato veramente per rotto della cuffia, parliamoci chiaro, è stato un miracolo, perché è ovvio che nessuno poteva pensare che Occhiuzzi riusciva... Cioè, è stato un miracolo. Non miracolo. Però questi miracoli poi non è che tu ogni anno puoi fare i miracoli, non ti puoi ogni anno inventare o meno. E dico, qual è il problema? Perché non si investe su questo, in un programma a lunga gittata o meno? Ma io credo che una squadra di calcio si debba programmare in anni, non è semplice creare un gruppo, non è semplice creare una squadra. Me lo chiedo pure io non so rispondere a questa domanda, è veramente difficile rispondere a questa domanda. È chiaro che partire dall'inizio con una squadra già composta da tutti gli elementi che ti servono e con i giocatori ma io non dico tutti, Franco, vedi, io non ho detto tutti, perché prendere 10 giocatori di prima fascia significa che tu vai in Serie A, ti giochi la Serie A. Io quello che voglio dire, cioè, perché non investire, ecco, un progetto a lunga gittata? Adesso anche se sono 10 anni che Guaraci è qui a Cosenza, non è che ci dobbiamo dimenticare, l'abbiamo ringraziato, lo ringrazieremo sempre fino alla morte, ci facciamo pure una statua, perché poi dopo alla fine ci fanno pure le statue, no? Visto uno ci fa la statua, perché ci sta facendo vedere il calcio, però voglio dire, a questo punto bisogna anche, non lo so, il Crotone, sì, il Cittadella, questo, il Pisa, sono squadre che sono partite, hanno investito, hanno preso questi 4-5 giocatori di categoria e si giocano il campionato. Io penso che questa città merita anche, poi ripeto, per carità, i soldi li spende. Allora a questo punto penso che può essere anche il direttore sportivo che non individua i giocatori di prima fascia, oppure non li può, non lo so, io questo volevo capire, perché? Fabio, io credo che si sia puntato su un budget limitato, ogni anno si lavora con un budget limitato, quindi il direttore sportivo
credo che abbia trovato, con il budget che ha a disposizione, credo che abbia trovato sempre dei Vabbè, ma giocatori voglio molto dire, importanti. benedetto Dio, no, sono direttori sportivi, no, ho capito quello che dici. Ha lavorato con un però, budget ma su limitato, budget io non lo so, un facendo budget- un bel lavoro, perché ha portato Sì, a ma Cosenza no, dei no, giocatori allora, importanti. non so- allora, Però è chiaro hai che ma sì, sono ho d'accordo con te sul fatto che si debba programmare, e Cosenza merita Franco, ma di tu ti stare in ritrovi di un'altra posizione nuovo in lì classifica. sotto nei bassi fondi della Sì, classifica. è difficile, ti ritrovi- non avendo una programmazione di lungo periodo è più difficile fare dei campionati, è difficile per il mister, è difficile per il direttore sportivo, però ti ripeto, non so rispondere alla domanda perché non Allora, guarda, io innanzitutto- vedo il budget No, e no, vabbè, capisco c'è. che Allora, non si possano prendere tutti i giocatori di faccio prima un esempio fascia. banalissimo, ecco, questa squadra di A2, stiamo parlando del calcio a 5, che saluto perché hanno vinto 10-0 contro la Siec Messina sabato alla Palla Ferrari qui di Via Popili. Allora, una società che è arrivata nuova, sono partiti dalla Serie C, sono arrivati alla Serie B e sono andati in A2. Cioè, significa che c'è stata una programmazione, nel senso che la famiglia Piro è andata ad individuare 5-6 giocatori nazionali dell'Uruguay, del Brasile, dove cosa l'ha portati qua? Allora dice, io non voglio vincere il campionato quest'anno, ma voglio arrivare nei primi 3, 4, 5, quarto, quinto, per fare il salto nella massima serie, che poi è la 1, no? A1 e A2, però già la città di Cosenza avere una squadra nel calcio a 5, ecco la programmazione che voglio dire. Se noi l'anno scorso siamo salvati all'ultima giornata con il gol di Garritano, perché magari poteva pure i play-out, dico non ci è servito a niente, ci ritroviamo di nuovo con una squadra, ma non per gli Ozzi, per carità, o Borrelli o altri, no? Che sono arrivati qui, però poi ti trovi lì sotto, qua diceva Alberto, se non vinci le partite, bello mio, se non vinci una partita lì rimani sotto, e poi sai che diventa sempre più difficile, ma non è che ti devi attrezzare anche tu, perché si attrezzano tutti, mica l'Ascoli sta a guardare, la Cremonese guarda, o Pescara, oppure altri, qua si attrezzeranno tutti, ma quello che contesto io, diciamo tra virgolette, alla società, è di che è possibile che ogni anno, perché non si individua? Allora dice, guarda, metto 5 milioni di euro, quelli che piglio la Lega, se li piglio, ne piglio, e li metto già sul piatto, trovi 3 giocatori buoni, questo voglio dire. Questa è una domanda da $1 milione che secondo te dovresti fare direttamente A Guarascio. al diretto interessato, perché Ma secondo me Guarascio, anche Franco, cioè, ma difficile Guarascio, sì, rispondere. ma Guarascio sicuramente li cacci i soldi e li dà, però poi sì, il direttore sportivo, ho capito, noi andiamo a prendere tutti questi ragazzi che arrivano, Tutino, Peppino, Getù, tutti che poi se ne vanno l'anno prossimo, noi valorizziamo i ragazzi a Napoli, a Pescara, a Genova, all'Inter, e poi rimane di nuovo il secondo anno culo a terra, cioè, capito che vuoi? Allora abbiamo Matteo Legittimo, eccolo qua, Legittimo, buonasera, benvenuto. Allora, ex calciatore del Cosenza, tu stesso, guarda, tu dimmi uno che vedi a questo, perché lui proprio, Franco, hai capito di chi stiamo parlando? Niente poco di meno che... Grande Antonio, allora, saluto Antonio. Devi sapere che io l'altra sera in diretta qui da Lupa Lupa abbiamo dato Tremolada in diretta che arrivava a Cosenza, quindi stasera dammi un altro giocatore che arriva domani mattina, se no è inutile che ti abbiamo chiamato, tanto scusami, mo te lo dico. Allora ci aggiorniamo la prossima settimana, caro una cosa, pure fine mese ci vuole, che dia, niente, non ha acquistato nessuno, stasera niente, tutto tace? Nada Fabio, nada, tutto tace, tutto tace. Ma c'è anche una trattativa, tanto scusami, dammi qualcosa, non è inutile, Per forza di che ci sono le trattative, si cerca per ristringere per questi 2 attaccanti che sono Trotta e Sadiku, però prima di far rientrare dal Famalicão, che è una squadra portoghese, Trotta, bisogna chiaramente mettere le argomentazioni giuste sul tavolo. Per Sadiku stai diritto, se no ti tagliano la faccia, non si vede la faccia, stai più diritto, verso sinistra, verso sinistra. Se devo allontanare... Bravo, così, bravo, adesso sei centrato, vai, stavi dicendo, Trotta è al mare, dov'è Trotta? No, in Portogallo. Ah, in Portogallo, ho capito che era al mare, vabbè. Dove gioca. E le trattative ci sono, Fabio, poi è chiaro, non è che le altre formazioni si stanno muovendo più di tanto, cioè gli affari ufficializzati in Serie B si contano sulle dita di una mano. Cosenza non è l'eccezione, ma in questo caso è la regola, quindi è tutto in linea, anzi il Cosenza l'ha concluso in operazione, ci sono club che andavano rinforzati dall'inizio al pari dei rossoblù e ancora non hanno combinato nulla, quindi al momento siamo, come dire, in linea con quello che accade in Serie B. Quindi volete fare una domanda a Clausi, avete qualche dubbio se arriva a fine mese qualcosa? Perché poi qualcuno dice, ma sai, aspettiamo fine mese perché costano di meno, no, non penso che
Che dici, Carmelo? Il mercato, guarda, specialmente in questo periodo, diciamo, più che altro girano gli scontenti. Quindi un mercato di prestiti e di giocatori che hanno trovato poco spazio, quindi magari non è facile, vediamo anche in Serie A che non c'è tanta movimentazione, quindi mi rendo conto che quello che dice Antonio è anche, voglio dire, fa parte del discorso anche che riguarda la Serie B, quindi sicuramente dovremo aspettare, ma qualcosa va fatto, quindi sicuramente uno, non so se due, ma sicuramente un attaccante quello senza dubbio, quello ci vuole. Speriamo che sicuramente in queste condizioni, ma l'ha dimostrato, vedi, Tremolata è arrivato, insomma, vedi, un giocatore che guarda oltre, capito? Ecco quello che dicevo io, questi sono giocatori che tu dovevi avere già dall'inizio, capito? Qualcuno scrive se Trinchera va via siamo rovinati, vabbè, non è detto, perché non è che va via Trinchera e il calcio a Cosenza muore, non è che è detto, perché poi tutto sommato ci muore un papà e se ne fa nati, cioè, all'epoca è andato via Pagliuso, Pagliuso aveva detto in questa trasmissione è andato a vedere Uzumpano, in realtà siamo andati a vedere Uzumpano, però voglio dire, è passata di acqua sotto i ponti, no? È arrivato Guarascio, ha preso la squadra dalla Serie D, dalla Serie C, insomma, l'ha portata ma nella massima serie della Serie B, però questa città, Franco, ha bisogno anche di sognare un po', no? Ma c'è poco Catanzaro, se il Crotone in Serie A, la Regina sta in Serie C, voglio dire, questo Benedetto Cosenza ha la possibilità di vedere oltre sto tifoso, ma chissà una volta una gioia, no? Di pensare facciamo una squadra per giocarci in un campionato che aveva i playoff e non stare ogni anno sempre con questa acqua alla gola, che mo dice altro giocatore, mo trottare in bar Portogallo, chi l'altro pettinare non so chi va a trovare, chi la moglie non ci può venire, cioè, non è possibile. Sono d'accordo con te che dobbiamo dire delle cose, ragazzi. Spero che in futuro si possa sperare di fare un campionato dei vertici, adesso dobbiamo fare un campionato lottando partita dopo partita. Questo è il campionato di quest'anno e dobbiamo cercare di mantenere la categoria che è troppo importante per la città. Mantenendo la categoria e con la dovuta programmazione avremo la possibilità pure noi di giocarci un campionato, di fare dei playoff, di cercare di coronare il sogno di tutta la città, quello di andare in Serie A. Sì. Io me lo auguro e spero che avvenga al più presto possibile. Poi il calcio non finisce se va via un giocatore, un allenatore, un direttore sportivo, un presidente. Rimane sempre il Cosenza. No, ha scritto qua un telespettatore, ha scritto che se va via Trinchiera sono dolori. Però sta facendo un grande lavoro, cioè bisogna sottolineare che sia il direttore sportivo che l'allenatore stanno lavorando al massimo e stanno facendo il massimo con i giocatori che hanno a disposizione. Poi abbiamo anche dei giocatori di qualità nella squadra. C'è mancata la finalizzazione, perché come diceva il tifoso che ha chiamato, siamo una delle squadre che costruiamo di più in categoria. Poi riusciamo a far gol, abbiamo una percentuale di gol veramente bassa, però il calcio non finisce in nessuna città con un giocatore, un allenatore, un direttore sportivo, un presidente, c'è sempre il Cosenza Calcio rimarrà sempre e speriamo di andare in Serie A prima o poi, chiaramente tutti quanti ce l'abbiamo. Speriamo. Noi siamo qua, non è che per carità di Dio, anzi ci guadagniamo un po' tutti, no? Però sai, qualcuno scrive, hai notizie di Gerbo, perché Gerbo, hai capito di chi stiamo parlando? Sì, Claudio, assolutamente, è uno dei nomi che il Cosenza ha sondato, ma il calciatore per il momento non si guarda intorno, dai, diciamo in questa maniera. Sono come dire, tutti i nomi che orbitano intorno al Cosenza. Poi, come dire, Vox Populi quotidianamente da questo addirittura l'arrivo, c'è quell'altro che ha pigliato un treno, sì, arrivare a fare visita medica. Sì, lo sa. A un momento, come dire, la situazione è stata fotografata anzi dall'affare Tremolata, no? Un affare condotto un pochino sotto traccia che poi all'improvviso è deflagrato. Su questi nomi, diciamo, c'è un po' di tempo trascorso già in abbondanza dietro, ecco. Certo. Carmelo, tu che vuoi fare una domanda a Claudio, hai la possibilità di fare una domanda a Claudio, non è che tutti i giorni che a Claudio ci può fare una domanda. Lo saluto, ma penso che ci abbia detto tutto, nel senso che a parte la domanda che ti posso fare, no, ha parlato dei due attaccanti, ha fatto anche i nomi, e a parte il reparto offensivo guardiamo anche altri reparti oppure ci si ferma solo al capitolo attaccanti? No, si guarda dappertutto, arriverà sicuramente un terzino destro, arriverà
un centrocampista centrale, che probabilmente è quello che necessita con urgenza il Cosenza in questa settimana, visto che ci sono ben 3 squalificati in quel pacchetto. E poi se Schiavi nelle ultime battute di mercato deciderà di sposare il progetto della Cavese, di Avance, quindi che arrivano alla sua città natale, e il Cosenza poi troverà un sostituto, credo proprio all'altezza, ecco. Quindi si opererà in tutte le zone del campo, però ribadisco, con i tempi tecnici A di Guarascio, B di tutta la Serie B, che quest'anno sono addirittura più dilatati per le motivazioni che tutti conoscono. Sì, è così. Va bene, Klaus, è stato gentilissimo, grazie. Un piacere, non c'è detto un niente, piacere, ma non ha grazie detto di niente, cuore. però è stato un piacere averti con Scherzo. Poi Klaus, vabbè, stiamo scherzando. Però mi dicono che c'è una telefonata e poi andiamo in pubblicità. Resta con noi, sentiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Sì, prego. Buonasera, sono Massimiliano Esposito, un saluto a te Fabio, ai tuoi ospiti e un saluto particolare a Franco Florio, che ci conosciamo da quando eravamo ragazzi. Ciao, Brevemente dico la mia, sarò telegrafico. Tu hai detto una cosa, come si potrà andare in Serie A o fare bei campionati con la programmazione. Se io ti dico a te in questi 10 anni quanti giocatori sono passati da Cosenza, una marea, giocatori buoni ce n'erano, sono rimasti una stagione e sono andati via, a volte neanche quella, 6 mesi, 3 mesi, 4 mesi. Con questo modo di fare si cambia alla giornata e se si salva ci salviamo all'ultimo momento, grazie, come detto prima, al gol di Carretano, se no avremmo fatto i play-out. Invece prima ha invitato Alberto Urban, che è nel cuore dei tifosi, perché c'è stata una vita e ha fatto bene. Ti posso dire Padovano, Gigi Simoni, Lucarella e compagnia bella, erano gente che stavano anni a Cosenza, che rimangono mezze stagioni. Noi neanche ce le ricordiamo, invece abbiamo avuto gli Ocherechi, i Palmieri, tutti, l'elenco è lungo, so che c'è la pubblicità, però io dico, per la programmazione, per fare dei campionati, i giocatori devono avere più di 3 mesi, tutto Bene. qua. Scusami Massi, visto che hai detto Sì. tutto, salutami Klaus in diretta e dopo dai la linea alla regia per la Io mi pubblicità. auguro che Clausi mi dia in settimana che arriva un centrocampista buono, perché ne abbiamo necessità. Io vi saluto, un abbraccio a tutti, buona pubblicità. Ciao Fra, un abbraccio. Ciao Max. Allora, ha detto tu, sto ragazzo è stato veloce, è un compagno tuo dall'asilo infantile, all'asilo insieme siete andati con questo ragazzo. Siamo amici da tanto tempo. Da tanto. Vabbè. Allora Klausi, un abbraccio grande da Cosenza, so che sei a Milano Ciao, lì a Antonio. seguire il calciomercato, ma con il Covid come state facendo a Milano? Siete in albergo oppure sei a casa privata? Vedo una casa privata forse? Guarda, io sono a Milano all'hotel Castro Libero. Va bene. Quindi ti posso... Vabbè, ho capito, quindi tutti da casa, ma calciomercato tutti, nessuno che va, vabbè. Grazie Klausi, una buona serata, grazie, salutiamo Antonio. Ciao. Ciao Antonio. Allora ci fermiamo un attimo, incombe la pubblicità delle 22, siamo in perfetto orario, eccola qua, la linea Giuseppe alla regia centrale, a fra poco. Ci siamo, sì, eccoci ritornati. No, stavamo cercando di collegarci con il sistema, ci siamo, siamo ritornati alle 22, 4 minuti in questo preciso istante, no, perché stavamo ridendo perché c'è tempo da lupi, no? Questo freddo che fa. Questo qua mi sta... Io ti volevo fare i complimenti, volevo ringraziare, perché la Spegni, prossima ha volta detto, verrò d'estate, lo voglio dire a spegni i tutti gli climatizzatori ospiti. perché sto morendo di caldo. Vedremo. Ma è un freddo che si Io muove. la prossima no? volta ti ringrazio per l'invito, ma verrò d'estate. Bravo, perché Oggi siamo a Camiglia Terra, siamo proprio veramente a ti tempo abbiamo di- messo sotto il climatizzatore ora. Vabbè, comunque, scherzi a parte. Ciao Kevin, buonasera, eccolo qua, lo salutiamo in diretta per noi su Tenna, dal Lupo al Lupo, Kevin Marulla. Buonasera Kevin. Ciao Kevin. Ciao Kevin. Ospiti a tutti i telespettatori, buonasera a tutti. Come stai, Tim? Abbastanza bene, dai, abbastanza bene. Sicuramente meglio di qualche giorno fa, dopo questo buon punto. Certo, senza dubbio. So che tu ci devi comunicare l'acquisto del centravanti del Cosenza che avete già chiuso. Allora, ragazzi, tenetevi forte. Vabbè, innanzitutto non lo puoi dire a me. Stasera non lo diamo, per esempio che poi ti metti in difficoltà. Poi so che domani c'è uscirà sulla stampa, però se tu vabbè, è ovvio, no? Non puoi, perché poi magari mi hai detto di che si tratta, ma se viene questo qua, insomma, la cosa è fatta, ecco, voglio dire. sì.
Se è quello che mi hai detto, se poi è un altro che l'ultimo momento sviate la cosa, no, lasciamo perdere, perché questo è un giocatore di categoria. Ecco quello che dicevo io prima, Kevin, ci vogliono questi 4-5 giocatori di categoria. Tremolata è arrivato, se è quello centravanti che mi hai detto tu prima, è un centravanti di doppia cifra sicuramente in questi 4-5 mesi. Non ho parlato. Vabbè, non lo dico, che non ti metto in difficoltà, stai tranquillo che non uscirà niente, a meno che Carmelo o Franco lo vogliono dire, però io non dirò niente. Però, Kevin, come sta andando questa esperienza? So che ti trovi bene con la società, insomma, cosa vogliamo dire ai tifosi? Dai, perché poi, tutto sommato, come diceva Alberto, la squadra sta andando bene, Roberto, insomma, ha creato un bel gruppo, e quindi, insomma... Io credo che c'è da essere fiduciosi, ma non perché si deve dire o perché bisogna dare fiducia anche quando magari non si intravedono delle buone cose. Si dice così perché c'è convinzione di questo, e la convinzione viene dalle partite, dalle prestazioni offerte finora, perché sfido chiunque a parlare di un Cosenza poco piacevole da guardare in queste prime 18-19 giornate. Io credo che, a parte 2 o 3 volte che sono fisiologiche in una stagione, in un girone, penso che la squadra ha sempre risposto presente, una squadra viva, una squadra che crea, una squadra che gioca, che ha un'idea, e si è visto anche sabato, perché se non hai queste qualità, se non c'è una squadra che sa quello che deve fare in campo, una gara del genere, su più che un campo contro una squadra del genere fuori graduatoria, non la puoi mai recuperare. Invece, certo. Come sempre alla lunga poi il gioco, le idee danno dei frutti, e spero che iniziamo a raccoglierne più di quelli che abbiamo raccolto nella prima parte, in cui meritavamo sicuramente qualche punto in più. Quindi, alla luce di questo e alla luce degli sforzi che come ogni anno il Presidente farà nel mercato, e alle intuizioni del direttore, che specialmente a gennaio, in questi anni di Cosenza, ci ha dimostrato come sa puntellare la squadra, che è ancora più difficile poi la fase del mercato di gennaio rispetto a quella estiva, perché puntellare è molto più difficile che costruire. Lo ha fatto sempre bene, quindi i presupposti per vivere una seconda parte importante ci sono, a iniziare da sabato. Il buongiorno, certo, si è visto, speriamo di continuare su questa strada. Senti, allora c'è Franco che ti vuole salutare, Franco Florio, prego. Franco, hai visto Kevin, insomma... Ciao, è sempre un piacere, ciao Kevin, sempre un piacere vedere un Kevin. Grandissimo piacere. Sì. Vuoi chiedere qualcosa a Kevin? Più passano gli anni più è in forma. No, ragazzi, ti dico, gentile, da quando viene lui qua in trasmissione, devo dire che sto avendo ascolti stratosferici, devo dire, io infatti lo chiamo perché Franco buca il video, praticamente la maggior parte, tu non sai il pubblico femminile come si muove, stasera ci ho abbinato Carmelo Ambrogio, che praticamente è un altro di uomini e donne, quindi praticamente siamo però Kevin, io ho detto, ma le squadre, no? Durol è un grande tecnico, un grande uomo di calcio. Grazie Kevin. Palcoscenici importanti, gli auguro prima possibile di calcarli anche da allenatore dopo che l'ha fatto da calciatore. Ma scusa, non può fare qua a Grazie Cosenza, Kevin, sei troppo gentile, devo dire che stai facendo un grande lavoro a Cosenza. Hai capito, però Franco, scusami, ma tu di qua, no, spese di viaggio non ti paga, Guarascio praticamente dormire rientra a casa, vitto alloggio non ne paga. Beh, ci sono dei tecnici importanti ho capito, però nel voglio dire, settore giovanile, quindi è giusto che stiano lì, poi nel futuro non si sa mai. Prima squadra ci sono altrettanti ma scusate, ancora più importanti. Ma Roberto Chiuzzi insegna, no? Se Roberto Guarascio ci aveva dato la possibilità di allenare, chi non cane sceglie, Roberto era là, morì da star lì nella primavera, e chi non cane, era finito. Invece adesso qualcuno scrive che è un predestinato, quindi voglio dire, vedi che cosa? Il calcio bisogna magari Florio parte con e dopo arriva, allora se non ti danno la possibilità, come fai? Ma io spero di avere la possibilità a breve, se non sarà, mi auguro che possa essere Cosenza, però questo è un mestiere che si può fare dovunque in tutto il mondo. Io sono andato negli Stati Uniti per farlo, quindi è un mestiere in cui poi bisogna dimostrare settimana dopo settimana, è un mestiere difficilissimo. E Roberto sta facendo un grande percorso, il mister Occhiuzzi sta facendo benissimo, però settimana dopo settimana deve dimostrare, perché nonostante stia facendo dei grandissimi campionati è chiaro che la gente si aspetta sempre di più e sempre meglio,
è un mestiere molto difficile. Allora, Ringrazio Kevin che è un grande dirigente e lo sta dimostrando, lui sta avendo la possibilità di farlo, di dimostrare, e sta dimostrando a tutti di che passo è fatto. Allora, siccome abbiamo parlato di Pagliuso e Max Esposito dice qua un messaggio, ha parlato era un altro calcio, rispondono ad Esposito naturalmente, ma Guarascio lento lento ci porterà in A, vabbè, speriamo bene. Buonasera, mi puoi salutare il mio amico Carmelo da Capitan Pau, Capitan Pau, cioè, pensano poi ti salutano pure, sembra una guarda, comunque dai, salutiamo. Ciao, poi Paolo. saluti da Tropea, il presidente del Cosenza viene sempre a Tropea, hai capito? Guarascio sempre a Tropea. Quindi si può pigliare la Pibbonese insieme a Caffo, no? Magari scherzi a parte, un abbraccio a voi di Tropea, a tutta la Calabria che seguite a Lupo a Lupo. Allora, Kevin, a chi vuoi salutare e se lo possiamo dire il nome dell'attaccante o no? No, a quello ci pensa bene il direttore tecnico. Vabbè, non lo dico. Che ce lo sveli prima possibile. Vabbè, io lo so, me l'hai detto prima, adesso non ti voglio mettere in difficoltà. Grazie. Che vogliamo dire ai tifosi che sono preoccupati? Che cosa vogliamo dire? No, quello che ho detto prima, io veramente non è per partito preso. Ci credo a quello che dico e lo testimoniano le partite, le prestazioni. È normale che viviamo una stagione molto particolare, si preannunciava difficile da tutti i punti di vista, organizzativi, economici e tecnici, perché è una Serie B secondo me tra le più alte di livello degli ultimi 10 anni, 15 anni. Per noi del Sud, per esempio, anche l'assenza del pubblico credo che sia un fattore. Pochi ne parlano, però non ci si può nascondere dietro questo aspetto, perché magari squadre come, con tutto il rispetto, che magari hanno altre caratteristiche come Cittadella, come Entella, magari a porte chiuse o a porte aperte c'è poca differenza, però squadre come la nostra, seguite, giocare col pubblico, senza pubblico, sia economicamente che anche, perché no, tecnicamente, perché magari gare equilibrate, gare difficili da sbloccare, con la spinta del pubblico e con le nostre prestazioni positive potevamo avere più chance di farlo. Quindi certo. È un campionato difficile, bisogna tenere conto di queste difficoltà, ma come sempre ci stiamo facendo trovare pronti, ci faremo trovare pronti per aggiustare quello che c'è da aggiustare, come si è visto anche con l'arrivo di Tremolata, che ha dato subito i suoi frutti. Quindi è normale che c'è da soffrire, però voglio dire, il DNA del Cosenza non si tira certo indietro quando c'è da soffrire, anzi dà il meglio di sé proprio nei momenti di difficoltà, come negli ultimi anni testimoniano. Quindi sicuramente c'è fiducia e non dobbiamo perdere questa fiducia, perché ce la dà la prova che la squadra dà sempre in campo, un gruppo sano, un gruppo che segue l'allenatore, che fa delle ottime prestazioni. Quindi veramente non vedo, a parte qualche punto in più che avremmo potuto avere immediatamente, non vedo altri problemi in questo momento. Va bene Kevin, hai detto tutto, speriamo bene domani che ufficializzano questo nuovo attaccante, questo centravanti importante, e staremo a vedere. Adesso c'è il Pordenone, no? Questo Pordenone che pare che è in forma, però insomma affrontiamo a tutti, dopo Monza insomma sì, possiamo fare qualsiasi cosa. Monza, Speriamo che si farà rubare i gol solo, almeno quando arriva questo giocatore che sta attaccando. Monza testimonia che non ci sono partite scontate, finalmente quest'anno, si può fare bene. Io infatti ormai sono alcuni anni che non guardo più il calendario. Chi è il difensore centrale del Pordenone? Chi è? Bravo, come Autorete se ne è fatto ogni tanto, no? No, dico chissà. No, qualche gol mi sa che l'ha fatto nelle porte. L'ha fatto. Ma come si chiama? Come si chiama il centrale del Pordenone? Barison, bravo. Confidiamo in te, Barison, confidiamo in te, in attesa della punta, confidiamo in Barison. Confidiamo nei nostri giocatori. Sto scherzando, dai. Da alcune occasioni il loro valore è indiscutibile. Anzi, sì, vabbè, no, sto dicendo. Poi Kevin, magari si fanno alla fine del mercato di trovarlo in casa l'attaccante. Ho capito, però mo non è che ci possiamo dire che se Barisone si fanno autorete e vinciamo la prima partita, insomma, magari, no? Appunto, quindi allora è che Barison sia con noi, va bene. Allora ti saluta Franco, vuoi salutare Kevin? Prego. Kevin, un abbraccio, spero di vederti presto, di persona. Ti saluta anche Carmelo. Ciao Kevin, Carmelo, un grande... Ho condiviso anche una delle mie pochissime esperienze del abbiamo giocato insieme, sai? Avete giocato insieme con Carmelo che? è il mio capitano. Addirittura. Grande carisma, grande lottatore in mezzo al campo. Troppo buono, troppo buono. Bravo Carmelo, io non lo sapevo. Lo saluto e ti abbraccio forte. Persone
Adesso Kevin ha abbandonato il calcio e ha fatto bene, si è buttato dall'altra parte, no? È passato con le Miss, no? Quindi con Miss Italia. Calcio e donne muovono il mondo. Calcio e donne. Diciamo che ha fatto un binomio importante. Kevin, un abbraccio grande. Grazie a voi tutti, speriamo di vederci dal vivo prestissimo e forza Lupi. Un abbraccio anche a tua mamma, un abbraccio a tua mamma e a tua sorella. Ciao Kevin. Grazie. Salutiamo che Kevin è rimasto nella società, è l'unico che è rimasto, di cos'è lui? Ragazzo serio, ragazzo per bene. Ragazzo in campo. Pure Pingenti. C'è Francesco, sì, il figlio del professore. Francesco sì, Luigi. No, Pino è il papà. Pino era con Pino Pingenti, il professore era con padre, sì. Con Pagliuso negli anni del calcio diverso, diceva qualcuno ha scritto a Massimiliano, dice era un altro calcio, e infatti è vero. Poi c'è Ercolino poi. È vero? Il massaggiatore. Col massaggiatore. È vero che era un altro calcio, no Franco? Sì, il calcio è cambiato, chiaramente è cambiato, però il campo rimane quello, c'è un altro modo di giocare chiaramente, però sono sempre le motivazioni che ci volevano una volta e ci vogliono adesso che fanno la differenza. Certo, senza dubbio. Mentre ancora la Spalla è in vantaggio sulla Reggiana con una rete di Paloti, quindi 1-0, Spalla, a noi ci sta bene che sta Reggiana resta sotto, è un ottimo risultato. Ottimo risultato. Nel frattempo sentiamo un po' se ci sono delle novità. Abbiamo sentito il signore di Catanzaro che ci chiama spesso, ma ci seguono anche la Tropea, visto, salutano il presidente che va a Tropea spesso. Noi andiamo sullo Ionio da quest'altra parte, a Ischia sullo Ionio, dove c'è in diretta per noi Antonio Battaglia, che ogni lunedì ci dice qualcosa su questi acquisti del Catanzaro, della Regina, se c'è qualcosa della Vibonese. Antonio, buonasera e benvenuto, come stai innanzitutto? Ciao Fabio, grazie dell'invito, un saluto anche ai tuoi ospiti e ai tuoi telespettatori. Come al solito dico alla grande. Alla grande, lo so, ma Catanzaro, insomma, il tifoso lì era un po' arrabbiato, penso che gli mancherà qualcosa a questo Catanzaro, come la Vibonese che sta facendo bene. Abbiamo avuto Gigi Condò la scorsa settimana, insomma la squadra è andata a pareggiare a Tura, Torre del Greco, quindi una bella soddisfazione anche per la squadra di CAF. Che vogliamo dire anche della Regina? Se hai dei colpi di mercato, ma non c'è niente, solo chiacchiere in questi momenti, quindi calciomercato pare che sia fermo, no? Sì, sponda Catanzaro, condivido chiaramente l'amarezza del tifoso, perché ragimolare un pari contro il Monopoli, che ha una cifra, una caratura tecnica certamente inferiore a quella del Catanzaro, insomma con una prestazione scialba seguita a quella contro la Viterbese, è solo un tempo, ma era stato già indicativo di una squadra senza cattiveria, senza volontà di proporsi. Lo è stato invece il Monopoli che ha messo in difficoltà il Catanzaro per tutta la partita, e poi il pari è arrivato su un autogol del capitano del Monopoli, quindi questo è già indicativo di come sia stata una partita sofferta, e nessuno alla vigilia se lo aspettava. Il Catanzaro, è notizia di oggi, insomma, la firma di Antonio Porcino, laterale mancino, che si è svincolato d'ufficio dal Livorno, e già in città ha sostenuto le visite mediche, domani verrà ufficializzato. Il Catanzaro ha ufficializzato anche Gennaro Scognamillo, un difensore insomma che ha un ottimo curriculum, quindi sono due tasselli importanti questi per le altre. Scognamiglio, se non mi sbaglio, questo deve venire sempre a Fornero, perché c'è la Fornero non poteva giocare, che pallone Scognamiglio. Quanti anni ha Scognamiglio? 82, no? È del 5, insomma, è un difensore di grande esperienza. Lo so, me lo ricordo io, quindi pensate un po'. Vabbè, io scherzo, magari Scognamiglia ancora vuole giocare, quindi può essere utile al Catanzaro, va bene. Poi invece per quanto riguarda l'attacco, le Aquile sono su Cuppone della Casertana, un attaccante che ha fatto molto bene in questa prima parte di stagione con 5 gol. Non scordiamoci che il Catanzaro è anche su Tuncarà. Si parla sempre di Michele Volpe del Frosinone, è un desiderio ormai dalla scorsa estate, ma è destinato a rimanere un desiderio, un sogno, ecco, per quanto riguarda il Catanzaro. La Vibonese sì, è un buon pari contro la Turis, ma se analizziamo anche la dinamica del match resta un po' l'amaro in bocca, sia perché il gol della Turis è arrivato quasi allo scadere, minuti finali, sì. e poi insomma la Vibonese aveva giocato molto bene per un'ora di gioco, poi ha abbassato
forse troppo il baricentro, concedendo libera iniziativa agli avversari, che poi dopo 5-6 occasioni da gol hanno purtroppo segnato, nonostante un Marsson in grande spolvere. Mi collego qui, Marsson rimane sempre un pezzo pregiato del calciomercato di Serie B, perché lo cercano molte squadre. Ma questo è il portiere della Vibonese, Marsson, se non mi sbaglio, giusto? Sì. Questo proprio è titolo, sì, ma me lo diceva Condò la scorsa settimana che l'hanno preso questo ragazzo, però è proprio dalla Vibonese, quindi una bella cosa. È della Vibonese, un contratto biennale, sì, quindi è un pezzo pregiato anche per il club di Caffo. Non ci sono particolari aggiornamenti in entrata, perché bisogna capire come si va ad operare in uscita, però la Vibonese si concentra oltre alla fascia destra anche sull'attacco. Negli scorsi giorni Condò ha sondato Sebastiano Longo, un'ala di proprietà del Parma, in prestito all'Alma Juventus Fano. Poche presenze per lui, circa 4-5 in questo primo scorcio di stagione, oltre chiaramente al sondaggio che avevamo già annunciato la scorsa settimana per Davide Kais del Monopoli. Certo. Però come dici tu, Fabio, si muove ben poco. Senti, invece per la Regina hai qualche novità sulla Regina o è tutto fermo? La Regina formalizzerà a breve l'arrivo di Elia Petrelli, un attaccante classe 2001 che rientra in uno scambio con Rovella tra Genoa e Juventus, quindi lo prenderà in prestito dal Genoa. E poi il sondaggio che sta impazzando un po' sulla rete per Pietro Iemmello, catanzaresi di nascita. Insomma, è un giocatore importante, giocava con il Las Palmas in questa prima parte di stagione, evidentemente è in uscita e la Regina lo ha sondato. I contatti sono proseguiti anche nella giornata odierna e probabilmente proseguiranno anche nei prossimi giorni. È una trattativa molto calda. L'aveva cercato pure il Cosenza Iemmello, però ha detto noi a Cosenza non voglio venire, quindi ha fatto come Gaudio, il preside della Sapienza, dice a Cosenza è meglio che non vengo. Vabbè, scherzi a parte, un abbraccio, ciao Antonio, grazie. Grazie Fabio, grazie a te. Un saluto a Franco ciao Antonio. Agli spettatori, grazie. Ciao Antonio. Salutiamo Isca sullo Ione, abbiamo 3 minuti alla fine della trasmissione. Allora Carmelo, ti lascio il microfono, puoi dire quello che vuoi, sempre nel limite. Nel limite. No, niente, vabbè, io scherzi a parte, dai, prego. Guarda, ti ringrazio. Abbiamo visto un'ora e mezza volata, di cuore per l'invito, sì, è stato veramente piacevole, mi sono divertito, poi veramente mi sono trovato in compagnia di ospiti Franco. di grande livello, primo fra tutti il grande Franco Florio, mio fraterno amico. Però ti hai fatto una carrambata, hai sentito pure tuo padre, no? Sì, Ma ti vede che non ti veda, non so quanto tempo non vi vedete, lui a Bustarsizio, qua insomma ti segue, vabbè, comunque. Tutte queste cose, e quindi niente, è stato veramente piacevole, quindi non vedo l'ora quest'estate di ritornare di nuovo a giocare al pallone. D'estate. Sì, d'estate. Comunque, grazie. Vabbè, poi andiamo in tour, perché questo benedetto Covid ci ha bloccati anche a noi, vedi, 2 ospiti in studio a distanza, quello e quell'altro, quindi questa trasmissione è nata in tour, no? Perché andavamo nei ristoranti, nelle strutture, però ritorneremo, secondo me, ce la faremo prima o poi, dopo che arrivano sto vaccino, tra 2 o 3 anni forse. Sempre Barinzon, come si chiama il centrale da Pordenone? Barinzon? Ti raccomando, Barinzon, vedi un poco se ci metti la testa pure tu la prossima settimana, in questa settimana. Speriamo di fare risultato nella prossima partita. La squadra ha dimostrato grande carattere, speriamo che possa dimostrarlo partita dopo partita e di riuscire a fare un grande risultato contro il Pordenone sicuramente. Allora, sabato ricordiamo, ritorna qui al San Vito Marulla il Cosenza contro il Pordenone alle ore 14, quindi almeno ci fanno mangiare direttamente tutto allo stadio, no, tutto allo stadio no, ci potremo ir, quindi ci dobbiamo seguire da casa, per chi naturalmente i giornalisti sono presenti. Franco, vuoi salutare qualcuno? Prego. Io ringrazio Maria, Maria De Filippi che me l'ha concessi Carmelo, stasera, tutte e due me l'ha concessi, la De Filippi, grazie. Questo gioco di Maria De Filippi, grazie Maria, continua ogni volta che vengo in trasmissione. Vabbè, è simpatico, però diciamo che io vengo qui per parlare di calcio, mi fa piacere, lo so che scherzi. Lo sai che accetto lo scherzo, però mi piace venire qua per parlare di calcio. Ma noi parliamo di calcio, però ti devo dire, lo dico perché è vero, mi fermano molte ragazze, no, Franco Florio è un bel ragazzo, è single mi pare, giusto? No, è giusto? È single, non lo so, visto non lo sai, lo chiedi tu, pure lui mo si chiamate il 333
Vabbè, Cioè, adesso scherzo sono a in parte. due a fare questo giochino, va benissimo, no, stiamo a allo parte. scherzo, è divertente, però Dai, è diciamo, bello perché poi speriamo... sei un ragazzo solare, sei una persona per me, ti vogliono bene tutti, quindi io mi auguro Grazie, che io ti ringrazio ritornerai ad Fabio allenare, quindi sì, io mi auguro. spero presto, diciamo che il periodo è quello che è, quindi ci auguriamo che passi questo periodo qua e ci auguriamo tutti quanti di tornare a fare le cose che più ci fanno piacere. A me fare calcio è il massimo per me, quindi spero di tornare prestissimo su Te lo sul auguro campo da perché calcio. come a te lo auguro anche ad Alberto Urban, che è un uomo di calcio, e a tutti voi che siete ancora, diciamo, fermi, tra virgolette, non avete possibilità di mettervi in evidenza, ma piano piano ritornerete, va bene? Allora, grazie a tutti voi per la cortese attenzione, un abbraccio da lupo al lupo, noi ritorniamo lunedì prossimo, speriamo bene per questa partita di sabato alle 14 contro il Pordenone, speriamo che arrivi la prima vittoria, insomma, così ci tranquillizziamo un po' tutti, e domani sarà ufficializzato questo centravanti che dovrebbe arrivare da qui a poco in città per le visite mediche. Allora, un abbraccio a tutti voi, da parte mia è tutto, la linea allo studio centrale, perché se non mi sbaglio da qui a qualche minuto c'è il TG delle 22:30. Alla prossima, ciao!